Sono 466 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 24.601 tamponi processati in Sicilia. L'ultimo dato di ieri dà nuovi positivi a 372 unità. L'incidenza sale così all'1,9%, ieri era all'1,4%. L'isola è al sesto posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 840 casi, al secondo il Veneto, quindi la Campania, quarto il Lazio e quinto l'Emilia-Romagna. Gli attuali positivi sono 7.639 con un decremento di 172 casi, i guariti sono 285 mentre si registrano altre 9 vittime che portano così il totale dei decessi a 7.042. Sul fronte ospedaliero sono 350 ricoverati, con 11 in meno rispetto alla giornata prima. In terapia intensiva sono 39, 2 casi in meno rispetto alla giornata precedente. Sul fronte dei contagi nelle singole province siciliane, questo è il quadro: Palermo 64 casi, Catania 183, Messina 5, Siracusa 73, Ragusa 4, Trapani 50, Caltanissetta 29, Enna 27 e Agrigento 31. Intanto arrivano sollecitazioni da parte del governo a vaccinarsi con la terza dose agli over 60 e ai soggetti fragili. In merito abbiamo sentito il dottor Calogero Collura dell'ASP di Agrigento, responsabile del centro hub del villaggio Mosè della nostra città. Questa terza dose, considerando che l'indice va in aumento, abbiamo superato l'1,2, cosa dire, cosa raccomandare? Ecco, ci sono delle istruzioni in particolare, dottore? Sì, volevo innanzitutto chiarire che già è partita da qualche settimana la campagna dei richiami. I richiami vengono suddivisi in due tipologie: una è la cosiddetta dose addizionale e l'altra è la cosiddetta dose booster. La dose addizionale è riservata alle persone estremamente vulnerabili che possono effettuare la cosiddetta, la terza somministrazione in questo caso, ma è una dose addizionale che va a rinforzare appunto il sistema immunitario ed è dedicata in maniera esclusiva alle persone che hanno problemi con il loro sistema immunitario, quindi agli immunodepressi, che siano immunodepressi per cause primarie, quindi dovute a patologie o anche a problemi di tipo iatrogeno. Il paziente che si trova in condizione di immunosoppressione, quindi per motivi di terapie che sono costretti ad effettuare, possono quindi accedere anche a partire da 28 giorni e si possono presentare anche nei centri vaccinali spontaneamente o dietro prenotazione o chiamata tramite SMS al sistema informatizzato. L'altra categoria di persone a cui è riservata la cosiddetta terza dose sono le persone che hanno già compiuto 6 mesi ovvero 180 giorni dalla somministrazione della seconda dose, ovvero dal completamento del ciclo vaccinale, con qualsiasi tipologia di vaccino. Quindi questa è la novità. Le persone quindi possono tranquillamente computare e fare un semplice conteggio delle giornate che sono passate. Se sono trascorse quindi 180 giorni, possono accedere a qualsiasi centro vaccinale. L'hub di Agrigento, così come le altre strutture che sono dislocate nel territorio, sono pronte ad accogliere queste persone in qualsiasi momento in maniera molto veloce. Quindi la somministrazione, visto che adesso non esiste più il problema dell'affluenza, è molto agevolata dal punto di vista del tempo da dedicare a questo tipo di somministrazione. Dico, ci sono delle categorie in particolare, mi riferisco ai medici, forze dell'ordine, ecco, questi, insegnanti, questi. Sì, attualmente le categorie. C'è una soglia anche per questi, dico. Sì. Oltre vorrei elencare quali sono le categorie che sono state identificate inizialmente, che penso che sicuramente ci saranno altre categorie che andranno ad arricchire la platea di persone candidate ad effettuare questo tipo di somministrazione, ovvero la terza dose. Innanzitutto abbiamo quindi le persone
gli gli over 60 a questo punto, Sì. perché comprende anche gli over 80, quindi da 60 anni in poi chi ha compiuto 6 mesi e ha fatto la sua seconda dose può tranquillamente effettuare senza prenotazione, presentandosi semplicemente con la tessera sanitaria. Poi abbiamo gli operatori sanitari. A parte gli operatori sanitari abbiamo anche le persone maggiori di 18 anni, quindi di qualsiasi età a partire da 18 anni, che presentano delle situazioni di vulnerabilità, quindi di patologie, che debbono corrispondere a una tabella ben precisa.